favorisce probabilmente partecipazione, per favore. Posso sapere anche il motivo per cui è in giro? Mestre, eccoli previsti i controlli dell'autocertificazione con i carabinieri in una delle cosiddette aree a contenimento rafforzato in zona ospedale dell'Angelo. Con gli uomini dell'Arma anche gli agenti della Polizia Municipale e lungo le strade di viabilità ordinaria. Controlli effettuati a spot durante l'arco di tutta la giornata. Ci spostiamo da una zona rossa all'altra, cambiamo direzione e comune. Siamo lungo la provinciale che da Padova porta a Venezia, in quel di Mirano, da Santa Maria di Sala. Qui nel municipio che si trova al confine tra la provincia di Venezia e quella di Padova incontriamo il sindaco che con le forze dell'ordine monitora la situazione lungo via Cavin di Sala. Oppure sulla Noalese, quella che va a Padova. E potremo trovare dei pattugliamenti, sono strade che sicuramente la prefettura ha nell'ordine del giorno delle sue priorità, in comunione con i carabinieri pattuglierà queste strade, è giusto che sia così. Siamo entrati al casello autostradale di Dolo, andremo avanti fino alla prossima uscita, ovvero quella di Venezia, e vogliamo verificare se incontriamo le previste pattuglie della polizia stradale atte a monitorare il territorio. Nei quasi 15 km del nostro percorso ci appare da subito evidente una cosa: i mezzi che circolano in autostrada sono drasticamente diminuiti. Non incontriamo pattuglie, a riprova del fatto che i controlli vengono effettuati a campione e senza un orario prestabilito, ovviamente. Al termine del nostro giro, il report delle forze dell'ordine non registra multe o sanzioni né gli eventuali e previsti sconfinamenti territoriali senza comprovata indifferibile necessità.